Buongiorno, oggi siamo qui a casa della grandissima soprano, mezzo soprano Maria Casula per Gioielli di Sardegna, per l'associazione Sardonia Italia. Buongiorno, grazie per averci ospitato qua. È il minimo che potete fare. Grazie. Classe 1938, complimenti, complimenti davvero. È un grande piacere per me essere qui con la grandissima Maria Casula, soprano e mezzo soprano. E contralto. E anche contralto, quindi tris. È una caratteristica della voce, doppia estensione. Una caratteristica, grande studio. Ecco, acquistata da uno studio con un attore di prosa. I gravi li ho acquistati dalla parola, sono arrivata al suono. Quindi la base quindi è stata la parola. La parola, sì. Quindi prima c'è stato il teatro. È il famoso recitar cantando che dicevano nell'Ottocento. E senza volere mi sono ritrovata nella tecnica dell'Ottocento. Dell'Ottocento. Che facevano tutto, passavano dal mezzo soprano, una volta cantavano da mezzo soprano, una volta da soprano. E i bassi e i baritoni. La vecchia tecnica, la tecnica antica di cui tanto si parla, quindi dell'Ottocento, lei è una delle ultime eredi, possiamo dire. No, c'era la Marilyn Horne aveva Anche la Marilyn Horne, infatti iniziò come... ha fatto i vari ruoli. Infatti Celletti mi ha avvicinato alla Horne, Ok. ma non... Pensavano tutti che fosse la mia voce di natura. Invece è stato lo studio. Io sono stata tenuta in prova al conservatorio, Sì. perché ero inesistente come potenza di voce. Quindi è una voce che si è costruita, pian pianino, però partendo dalla parola parlata, quindi dalla prosa, quindi dal Sì, teatro. Sì. Le faccio un esempio. Sì, esempio. Imparando dall'attore di prosa, loro Sì. fanno Anne, quindi è un suono. Perfetto. Anne, Anne, Si parte quindi da... E questo è il famoso suono di petto. E gli acuti di petto sono basati sul fatto dell'articolazione delle corde vocali. L'acuto, la laringe fa il movimento che si fa nei gravi, nel parlato. Quindi l'acuto si fa girando il fiato in basso anziché tirando in avanti. La tecnica dell'Ottocento è spinta tutto in avanti. E poi per spinta la tecnica dell'Ottocento, quasi tutti cantano spingendo. Fiatando quasi. Sì, le corde vocali fanno il suono per il passaggio del fiato nelle corde. Invece il suono dell'antico sulla parola sono le corde vocali che si tendono e producono il suono. Bene. Quindi se si avesse l'energia fisica per parlare, perché anche per parlare articolando ci vuole il fiato, sostegno. il giusto appoggio e sostegno. Si dovrebbe cantare anche nella vecchiaia. Certo. Io mi rammarico che sono così fiacca. No. Mi piacerebbe ancora cantare. Vero? Sì, magari ruoli tipo la Berta del Barbiere di Sibiglia. Berta. La simpaticissima Berta, dai. Sì, deve saper cantare Berta, perché c'ha l'aria antica, l'aria che canta è... Generalmente è cantata da un mezzo soprano. Sì, ma un mezzo soprano che abbia... Di che tipo? Quindi un mezzo soprano un mezzo acuto, soprano che sappia cantare. che sappia cantare, che quindi sia li chiamano appunto i soprani corti o mezzo soprani acuti, vengono chiamati adesso, sì. chiamiamoli così. Sì. Oppure la voce come la mia e con la mia figura l'hanno sfruttata la voix de garçon si chiama, i ruoli da maschietto. Era un ragazzino, sembrava un ragazzino. La chiamavano la piccolina. A 50 anni ho fatto il Fausto qui a Cagliari e sembrava un bambino.
Quindi anche un Oscar. L'Oscar, sì. L'Oscar del ballo in maschera. Sì, quello fatto con molti, quello al Maggio Fiorentino, l'Oscar. Questa figura esile, molto sì, giovane, edizione fresca. da soprano leggero e edizione da mezzo. Allora, iniziamo la sua carriera, classe 1938, a 21 anni ha iniziato questo bellissimo sogno. Sì, senza che neanche mi rendessi conto, perché al diploma era venuta un'insegnante. Si ricorda il nome di questa insegnante? No. Quindi la commissaria esterna della commissione del Mi conservatorio. aveva segnalato al maestro Fasano che faceva i corsi a Venezia, i corsi di perfezionamento. I famosi corsi appunto Le delle vacanze musicali sì. dove insegnava anche Franco Ferrara. grandissimo Franco Ferrara, che è stato stato l'insegnante di tutti i grandi maestri direttori d'orchestra, sì. quindi tra cui anche Muti, no? È stato sì, il suo Muti, sì, anche Muti. allievo. Muti, un direttore tedesco anche, mi ha fatto molta carriera, ma era bravo. Un grandissimo insegnante. E poi era persona. Quindi a Venezia, va subito a Venezia, frequenta Venezia, ho fatto queste. le vacanze, per 3 anni sono andata a Venezia, le vacanze musicali. E poi avrei dovuto tornare a Cagliari, invece c'era un concorso nazionale di canto a Torino e c'era una borsa di studio per 1 anno, quindi quella mi avrebbe permesso di spostarmi dalla Sardegna. Quindi per restare ancora nello stivale sì, e soprattutto per poter lanciarsi. no, perché la Sardegna non aveva possibilità allora. Adesso magari vengono direttori grossi a dirigere, Per poter studiare. e ci si può far sentire da questi direttori. Ma allora non c'era questa possibilità. E quindi ho fatto. Mio padre voleva tornare, non potevamo andare a Torino perché non aveva finito i soldi mio padre. Poi si è ricordato di avere un parente che a Torino, che viveva a Torino, e sono andata a fare questo concorso. C'erano 4 borse di studio in tutta Italia. 4 posti, 4. quindi Soprano, mezzo soprano. Questo cosa vuol dire? Che era sempre i problemi che noi viviamo oggi, ci sono stati anche negli anni 60. Allora anche peggio. Allora anche peggio. Quindi. E per combinazione, per la Sardegna, c'era anche. No, nel concorso non ho avuto problemi di concorrenza. Ok. E l'ho vinto. Meraviglioso, quindi tra questi 4 borse di studio riuscire a entrare è stata una grandissima opportunità. Mi ha portato fortuna il repertorio, perché ho fatto Barbiere, il repertorio di mezzosoprano d'agilità, ho cantato Barbiere, Cenerentola, e quindi. Quelle arie le hanno portato fortuna, quelle arie quindi? No, quel repertorio mi ha portato fortuna, sì. Perché non c'erano tanti cantanti che facevano virtuosismo. E poi ero piccolina, quindi quel repertorio mi andava ad hoc. Preciso. Sì, infatti la prima cosa, non avevo neanche fatto grande carriera e la Scala mi ha chiamato come sostituto della Cossotto nel Cherubino. Ecco, per le nozze. Ricordo che ero in una pensione e ero proprio all'inizio in cui mi ero spostata. Da sola? Adesso ci vorrebbe, parlavo con la persona, la proprietaria della casa. Sì. Adesso ci vorrebbe che mi chiamasse alla Scala e sarei a posto. Dopo 2 giorni ha chiamato la Scala chiedendo se abitavo lì. Certo, e quindi. E di andare a fare un'audizione. Fantastico. E quindi mi hanno scritto come sostituta. E mi ricordo che il direttore, la Cossotto era, per il Cherubino era nella data di me, perché era ciccionetta. Come figura. La voce era molto. Faceva Azucena, faceva quel repertorio, era meno virtuosa di me.
Ma lei non mancava mai alle prove, non mi dava possibilità di essere notata dal regista. Quindi era pericoloso questa piccolina che arrivava dalla Sardegna, sì. Diciamo un po'. Arrivava una volta che è arrivata in ritardo, spostati piccolina. Spostati piccolina, era la piccolina della Scala, quindi la Casula. E poi il regista si è incuriosito. Ecco. E mi ha voluto vedere. Quindi le sue doti sono... Sì, però non la Cosotto anche non ha mollato. Certo. Io sono stata scritturata lo stesso per l'opera dei Mendicanti, che ero protagonista lì. Però era alla piccola Scala, e da lì insomma. E quindi questa è stata quella sostituzione fortuita, è stato anche il suo trampolino di lancio alla Scala, no? Beh, no, il vero trampolino è stata al Festival di Bergamo, con la Freni. Con Mirella Freni. Perché eravamo la stessa protagonista, lei agiva in mia vece e poi subentravo anch'io. Okay. Era un'opera interessantissima. Che cos'era? Se la ricorda? Il sogno di Roman Vlad. Molto, molto interessante. Lei ballava e non so, era un personaggio che mandato sulla terra per vedere se c'era veramente cattiveria. E quindi, era un'opera moderna?
Sì, molto interessante, anche musicalmente, l'hanno richiesta diverse volte. Bene. E invece la Freni non ballava più sulle punte. Ah, perché sulle punte bisognava ballare? Sì, ballava sulle punte, sì. E poi era bellissimo. Ma lei il ballava finale. sulle punte? No, la Freni. Ah, lei? Io cantavo. Ah, ok. E alla fine subentravo anch'io scenicamente, e con l'aria finale drammatica. E lei dalla fine del palcoscenico attraversava tra il pubblico. Sì, quindi passava dentro E io scendevo dal palcoscenico in platea. e ci incontrava le due facce della stessa cosa. L'anima che si univa al corpo praticamente. Meraviglioso. Quindi aveva anche un suo senso spirituale quest'opera, perché interagiva quindi col pubblico quest'opera, perché l'attrice cantante passava. Io avevo, durante il tragitto, mi è andata qualcosa nell'occhio e lacrimavo. E sentivo i commenti del pubblico, guarda come si è commossa. Oppure dice, ma come si rassomigliano, ma che strano, sembra la stessa persona. Meravigliosa. E poi attraversavo il mobile senza dire. È un bellissimo cadeau allora anche alla signora Freni, la ricordiamo perché è sempre con noi. No, è poi una persona semplice, e mi ricordo che... Quindi che possiamo dire quali sono state le sue compagne di viaggio a cui maggiormente si sente più legata, forse con la signora Mirella? Ha trovato una grande amica, quindi non solo una collega ma anche... Forse lo è stata tra di più. Mi trovo bene un po' con tutti in palcoscenico. Chi possiamo ricordare quindi tra le sue più care colleghe? La signora Mirella Freni. Teresa Berganza. La signora Teresa Berganza. Ma insieme... La Clemenza di Tito avete fatto diverse registrazioni, giusto? No.
amministrazione, poi lì l'ho conosciuta proprio alle prime armi, io facevo la Tisbe e lei faceva Cenerentola. Cenerentola. E mi ricordo che c'era la sua bimba che mi odiava perché io ero in attrito con la protagonista. Con la protagonista. E lei cercava di calmarla, ma guarda che siamo amiche, non è cattiva. Quindi era solo sulla scena. La bambina soffriva moltissimo, quando mi vedeva E la compagnia che ho potuto di più è il Festival di Glyndebourne, dove ho fatto con come si chiama? Non si ricorda? Quello della televisione. Chi è che cosa aveva? Della televisione? Raimondi. Raimondi, sì. Ah, Ruggero Raimondi? Sì, Raimondi, poi c'era il basso, c'era una compagnia favolosa. Ok. E ci riunivamo tutti, c'era una casa dove andavamo a cucinare. Ok. E mangiavamo tutti insieme, è un ricordo bellissimo. Quindi si era... Poi anche Rossi Lemeni è una persona molto semplice. Io ho fatto... Un basso Rossi Lemeni, grandissima voce. Ho sostituito la Gianna Galli nella... Mamma mia, Vabbè, non fa niente. Mi fa fastidio non ricordare. Beh, adesso... È l'inizio della vecchiaia. Avercene tutti l'inizio della vecchiaia così. Lo sguardo dal ponte deve essere, sì, lo sguardo dal ponte. Quindi, quali sono state invece le opere che le hanno dato maggior soddisfazione? Dal punto di vista anche, non solo artistico, ma anche spirituale, laddove si è potuta... Questa l'opera dei mendicanti alla Scala era quella molto interessante, perché c'era anche Proda. Ecco. E quindi io da bambina volevo fare l'attrice, non volevo fare la cantante. E lì facevo l'uno e l'altro. C'avevo tanti dialoghi parlati, tanto che Crivelli non fare mi nominava una grande attrice. Qual è la grande attrice di Proda? No, che ha lasciato proprio... Eleonora Duse. Eleonora Duse, no? Sì. Ah, Eleonora Duse? Ecco. Dice, non fare l'Eleonora Duse! E poi alla fine, recitando come lui mi diceva, semplicemente. Certo. Senza impostazione, che poi non si sente molto in teatro la voce non impostata. Dice, no, Casula, riprendi, fai quello che facevi. Ecco. Infatti quando mi hanno sostituito sono stata reinserita, perché naturalmente io avevo smesso. Questo ruolo esigeva questa doppia, questa dualità, quindi la voce parlata e la voce cantata, di conseguenza era difficile trovare una cantante attrice o attrice cantante che potesse sostituire in quel ruolo, abbastanza difficile, infatti non viene rappresentata tanto. Difficile anche scenicamente, perché ero sempre in rivalità con l'altra protagonista. Quindi bisogna fare un bisticcio strappandoci i capelli. Quindi esigeva anche un grande temperamento Ha avuto successo alla Scala e poi le è stata richiesta all'Opera di Roma. E siete andati dove era stata chiamata questa, era famosa cantante di musica leggera. Di che anni stiamo parlando? Gli anni 60? Quindi? Non mi ricordo. Vabbè, non fa niente, non fa nulla. Ma ricordiamo allora, continuiamo il nostro percorso. Quindi Torino, la Scala, poi parliamo allora dell'estero, perché non ci siamo fermati solamente ai grandi teatri d'Italia. Ho fatto Venezia con alla Fenice. Raimondi che faceva il Boris, ed era una parte da contralto
con un'arietta bassa, che ho fatto proprio sul parlato. E mi ricordo che Raimondi, durante la morte, io arrivavo al pianto, soffrivo tantissimo e piangevo. Durante la sua morte, io ero il figlio, ero il Fiodor. E un amico, un collega di Raimondi, molto simpatico, dice: guarda, il successo tu lo hai, con la Casula che piange, questo del biscuit di chi è? E lui l'aveva preso sul serio questa cosa, l'avevano stuzzicato. E però Raimondi mi ha detto: senti, ma perché ti devi soffrire così tanto? Ma non c'è bisogno, ma è spontaneo. Io lo sento così, certo. Mi sono sforzata nella recita di non piangere e non ho avuto applausi. E quindi questa scena me la ricordo, con la cattiveria degli colleghi, e questo era un collega importante, non lo diciamo, non lo diciamo, però le cattiverie quindi ci sono sempre state. E la debolezza umana. E la debolezza umana che non ha capito. Il fatto che mi chiedesse di non piangere vuol dire che l'aveva presa sul serio. Non aveva capito la provocazione. Come si è fragili quando si canta. Si è fragili quando si canta? Allora, domanda, si è fragili quando si canta? Si è fragili sì, a me venivano a dire: ma Casula, perché canti suoni così di petto, non si sentono mica. No. E io mi ero fatto il problema, che strano. E allora ma chi lo diceva questo? I colleghi che magari di petto non ci sapevano andare. Io portavo mia mamma come giudice. Dai, cosa dice? Mamma come si chiamava? Letizia. Ecco, e cosa diceva mamma Letizia? Mia mamma era... Che giudice era? Che giudice era? All'inizio era un giudice severo, non severo? Voleva che mi sposassi. Poi quando ho sentito, il problema era l'ambiente per i miei all'antica, e allora mio padre soffriva al cuore, e si era spostato apposta a parlare col direttore del conservatorio di Santa Cecilia, e che aveva capito che mio padre era andato per quello, certo, era per proteggere la figlia. Sia tranquilla, ce ne fossero ragazze come sua figlia, proprio l'aveva tranquillizzato perché aveva capito che stava soffrendo. Dice: vada tranquilla, sua figlia farà carriera, ma non per quello che pensa lei. Certo, perché purtroppo tentano sempre, ma se devo dire la verità, sì. L'unica tentazione, l'unica provocazione è stato in un ufficio dove era andato a prendere la borsa di studio. Che atteggiamento c'è stato? Questa ostilità? No, non voleva darmi la borsa di studio, io campavo con quella. E diceva sempre che era in ritardo. Ecco. Dice: il prossimo anno cosa fa lo stesso concorso? E beh, certo, se devo prendere la borsa di studio, devo vivere con la borsa di studio qua. Ma si sa mai che si vince. Quindi cercavano di scoraggiarla, quindi... Però io conosco, sai, io qua. Quindi c'è stato sempre questo tentativo di dissuaderla nel fare, sì. Quindi nel continuare la carriera. Quindi, no, oppure accettare il suo appoggio. Oppure cercare un appoggio di altro genere, chiamiamolo così. Ma questo è l'ambiente. Adesso le ragazze sono più preparate, sanno benissimo quello che vogliono. Sì. No, e poi vale molto, anche allora vale molto la qualità del cantante. La qualità della voce, però anche la persona. Io per esempio non avevo agenti, facevo fatica. Ecco, parliamo degli agenti. Le agenzie c'erano negli anni 60 e favoriva un'altra ragazza. E allora io avevo fatto un successo a Parma e ho incontrato per combinazione il direttore artistico di questo teatro. E però, senta, con il successo che ha avuto l'anno scorso potevate anche chiamarmi questa. Ma se la chiamiamo continuamente, lei è sempre impegnata. Il
Io ho scoperto così che il mio agente Casualmente? diceva che ero impegnata e io non mi chiamavo. E quindi E mandava è sta- questa persona che favoriva. Io l'ho subito mollato e ho iniziato a dare il mio numero telefonico ai teatri. quindi ha mollato l'agenzia? Sì, sì. Non ha trovato E un'agenzia quindi ho di trovato. fiducia? No. Ma succede così sempre. Se tu privilegi un'altra persona, È chiaro che... segnali quella, c'è niente da fare. E poi comunque ha continuato dando il suo Da biglietto allora da ho iniziato visita. a lavorare. Ecco qua, ha iniziato a lavorare proprio Sì, da poi, sola. Poi mi era successo che quando sono stata a incidere la clemenza di Tito Per la Decca. a Londra, e io volevo mandare gli interessi alla gente che avevo In quel periodo, sì. E questo agente, signorina, le proibisco di mandare i soldi, perché ho chiesto di lei in tutta Italia e dicevano sempre che era impegnata. Quindi si era sparsa questa voce. Io ero riuscita a ottenere questa cosa al disco perché avevo inciso l'operetta alla Biffy Record, e questa signora dove lavoravo aveva parlato per caso con questa persona e dice che cercavano una voce estesa. Dice, noi c'è la Casula qua. Dice, è tutto il secolo, tutta una vita che la cerchiamo la Casula, e lei aveva dato il mio numero. Quindi anche lì una fortuna. Proprio io dovevo fare carriera, proprio era destino. Era destino. Mi toglievano di mezzo e arrivava sempre qualcuno che mi ritrovava. I bastoni tra le ruote, quindi ci sono sempre stati. Sì, ma e poi le cattive Dio le paga. Dio le paga, vero? Sì. E quella clemenza di Tito è stato la... Sì, sì. Ricordiamo sì, che... perché poi ha avuto il premio del disco, il migliore interprete. Esatto. Premiata Ma poi una menzione anche di Rodolfo Celletti. Eh sì, dopo quella versione... nel 77 sono stata invitata a un concerto a Milano dove mi hanno dato, ce l'ho là, il premio? Il sì. Premio a Milano? Sì, come migliore interprete della Vitelli, di Sesto? Di Mozart. Ah, Mozart, ok. Quindi interprete mozartiana. È una grandissima soddisfazione. Sì, per l'elite. Non tutti sono... In Italia siamo tutti verdiani, pucciniani. Mozart è molto più difficile. Un pubblico selezionato, sì, certo. Quindi un pubblico è molto competente, deve essere. E anche a cantare Mozart, io c'è quello distinto. Parliamo delle differenze. Verdi, Mozart. Questo volevo dire. Ecco, parliamo di questo. Un dono, infatti credo un po' alla reincarnazione. Davvero? Devo aver fatto la cantante diverse volte. Sicuramente. Perché era destino qui. Cantante e attrice, sicuramente. Perché passavo da un repertorio all'altro con facilità. Quindi e Mozart... lo stile non lo impari così, ci vuole studio. Invece arrivava distinto. Distinto proprio, infatti quando ho studiato al conservatorio, che non avevo la tecnica, il direttore del conservatorio parlava con la mia insegnante e diceva, sì, questa Casula è musicale, ma la voce dov'è? Io l'avevo sentito dietro nella stanza, era giovanissima. La voce la devo trovare, ho insistito. Era ancora in crescita, d'altronde, 20 anni. Anche questo è il destino di aver conosciuto attore di prosa, di aver avuto modo anche di chiedergli, ma che esercizi fate voi di prosa? Per fare ricordiamo questo attore? Sì, Giulio Cesare Piralba. Di Cagliari? Sì, è un doppiatore, famoso doppiatore. E a me piaceva la voce corposa. Corposa e calda. Calda. Morbida. Beh, sono degli aggettivi importantissimi per un doppiatore. Un doppiatore, non so se abbia fatto anche teatro,
A me interessava questo modo di porre, cioè Perché la parola va masticata. masticata e anche masticata con morbidezza, perché la voce scura È troppo rigida. l'aggancio, la pronuncia troppo rigida fa la voce fissa. Mhm. Beh, insomma, la tecnica del canto è meravigliosa. È meravigliosa. Poi specie scoprire che cambia colore, può cambiare colore in base alla stessa dizione, è bellissimo. Bellissimo. Ha scoperto tutte le Io sfumature. mi sono trovata a fare, una volta avevo fatto la voce da tenore, Ma da tenore drammatico. il Barbiere di Siviglia, l'aria che canta Con la chitarra? se il mio nome saper voi Sì. sapere. E ho cantato perché facendo la voce del tenore. Nella registrazione risultava tenore. Mhm. Facevamo sentire la registrazione, che cos'è, chi è, riconosci Il questa timbro, voce? questa voce, sì. A me sembra Luigi Alba. Da Luigi Alba invece alla Casula che cantava Ma pazzesco, è bellissimo. come imitatrice, quindi Beh, d'altra anche. parte i cantanti adesso riescono a fare tanto. Ci sono imitatori Gli che... imitatori però studiano anche loro la voce, naturalmente. ma riuscire a procurare... La timbrica. No, il canto. Ah, Il entrare canto, nel canto. nel canto. È Un uomo che difficile. canti da donna è un po' difficile, capito? Come Vabbè. la donna che canti da uomo. Vabbè, poi ci sono certe doti adesso No, perché la qualità, le corde vocali perdono. possono essere più spesse nell'uomo. Invece volevo sapere qual è il personaggio che le ha dato maggior soddisfazione, a parte Cenerentola. eccola, che è Cenerentola, che è questa bella bimba che c'è qui, Sì, con questo bellissimo... Ah, poi Despina. Ah, Despina, Va bene che che è c'era- spiritosa. No, Despina e Zerlina anche. Tutti con Ina, Sì, Despina, sì. Zerlina. Quindi questi Ma tre... poi c'era... Quindi prevalentemente parliamo di Mozart, Rossini, invece Verdi, I Verdi hanno fatto... che cos'è che le L'opera che piace? mi ha fatto più piacere è la Butterfly. Ah, allora Al parliamo di festival- Puccini, Puccini No, questo quindi, di Puccini, sì. sì. La Butterfly, come Suzuki? No, come Butterfly. Ah, come Butterfly, Sì, ah, sì. bene. Al festival di Besançon. Ah, E ha avuto un grande successo che Crivelli dice, sai che c'è una Maria Casula che ha fatto un grande successo, che canta Butterfly, che ha avuto un grande successo in Francia. Beh, veramente che quella Maria Casula ero io. Ah, non è un'omonima. non se ne Pensavo che- sarebbe mai immaginato. No, certo. Certo, facendo italiani in Algeria, il cherubino è già una parte sopraleggiante, ma parti veramente da contralto. Italiani in Algeria, io costruivo di petto quando cantavo, ma mi sentivo a disagio. Perché si sentiva a disagio? Perché la mia voce era da soprano. Non avrei mai potuto cantare la Regina Non della era Notte. credibile. Ho cantato la Regina della Notte a Genova.
ed hai avuto un grande successo. Con quelle agilità, No, e con quei sopraccuti. soprattutto, certo. Non puoi prima della tecnica, la mia insegnante, io qualche volta riuscivo a fare i sopraccuti, però quando volevo sentire la mia insegnante che mi aveva fatto studiare da mezzo, facevo fatica a farla, perché ero la padrona ancora della tecnica. Però la sua indole diceva sono un soprano, sono un soprano. E poi studiando mi sono accorta che se ero ammalata gli acuti li facevo sempre, i gravi li dovevo costruire, capito? E poi i gravi erano costruiti sulla parola. Non erano, chi è veramente mezzo soprano canta il gravi anche in misti, Voce mista, sì. in posizione alta e solo teatrali lo stesso. Io li facevo diventare teatrali con la parola. Quindi si andava a scavare con la parola, sì. naturalmente non affondare, abbiamo detto che è un'altra cosa. Sì, no, che uno può anche affondare se necessita. Da dove, certo, non però musicalmente. cantandoci sopra tutto un repertorio, chiaramente, Certo, perché certo. solamente in quelle piccole, No, in quelle battute. E poi il canto affondato troppo, è maschio. Io facevo ruoli da maschietto e andava benissimo. Maschietto, cherubino. Qui quando ho fatto, che ero cinquantenne e affondavo sempre più, c'era la mia collega che aveva dei bassi ma alti e dice: ma Maria, I gravi con risonanza e appunto i suoni bassi, il registro di gravi, basso. sì. Io lì ero vecchia e cantavo ancora di più, anche i recitativi molto. Dice: ma Maria, ma perché? Vecchia, 50 anni vecchia? No, dai. Per cantare a 50 anni sei abbastanza. E dice: ma perché fai questi canti di petto dove non devi cantare di petto? Perché intanto sono maschietto e poi a me piacciono più naturali, più sulla parola. E in quel momento è arrivato il direttore d'orchestra, ha passato: brava signorina, i gravi oggi erano molto belli. Quindi La collega ci è rimasta e mi ha chiesto come li facevo. poi dopo si è ricreduta, dopo aver sentito il plauso del direttore, allora la sua collega. In teatro sono diversi, risulta da vicino sono risultati. Mamma mia, non riesco a parlare basso. Il teatro che gli ha dato maggiori soddisfazioni, qual è stato? Quello che diciamo l'ha gratificata come pubblico, come accoglienza, teatro dove si è trovata a casa, che l'ha accolta, che la riconosce, che ha saputo. La soddisfazione ho avuto alla Piccola Scala. Alla Piccola Scala. Che era È stata un ruolo molto impegnativo. Ci sta pensando. È una domanda più profonda, perché dove si è sentita anche accolta, magari ha trascorso anche un periodo più lungo, però c'era quasi una familiarità, perché la familiarità era sempre con Renato Fasano. Ecco, ricordiamo questo maestro Fasano che diciamo eravamo sempre gli stessi che giravano il mondo. Ecco, chi erano esattamente? Era lei? Fasano? Garzelloni. Non c'è problema. Quindi questo gruppo di lavoro, di studio, voi invece vi incontravate? No, noi provavamo continuamente con Fasano. Chi era il suo pianista quindi? No, era l'orchestra, erano tutti solisti che suonavano, il famoso Virtuosi di Roma. Ok. Non so se suonano ancora. No, il maestro Fasano credo che sia morto. Questo non ricordo, dobbiamo verificare. Ma non so se il gruppo continua a lavorare, non so. Il quartetto. No, era proprio una piccola orchestra. Ah, ok. Con tutti. Adesso E lì con che cosa in che cosa vi siete cimentati con questa piccola orchestra? Tutte Esattamente. le del Settecento, anche. Quindi 700, quindi Le cantate gibellane,
Oh, mamma mia. E parliamo adesso della Vestale, vogliamo parlare di questa Vestale? Beh, Parlando di Settecento. la Vestale l'ho fatta, l'ho incisa Esatto. alla Decca. E, mi hanno cercato in tutto il mondo e poi è stato e tutti dicevano che era impegnata. Naturalmente la Casula è impegnata, ma non era impegnata perché gli altri le volevano mettere i bastoni Ho avuto colpi di fortuna. tra le Perché ruote. questo direttore artistico chiedeva a questa dirigente dell'operetta, dove avevo inciso l'operetta, e dobbiamo conoscere una cantante con la doppia estensione che vada su e giù. E c'è la Casula. E la Casula ce la cerchiamo da secoli, non riusciamo a trovarla. Gliela trovo io, ed era un'amica questa. E quindi mi ha fatto andare. Per la Vestale Sì, di nuovo, sì, quindi sì. Io mi ricordo che avevo saputo questa cosa dall'organizzatore, che mi aveva proibito, sapeva che volevo mandare gli interessi Sì. del lavoro che non ne aveva procurato lui. Dice, signora, lei non deve fare questo. Però Perché l'abbiamo cercata tutto il tempo e non abbiamo la Vestale, ricordiamoci che è stata scoperta dalla Callas, no? È stata sì, sì. riesumata una delle opere del Settecento che la Callas Non fanno facilmente, no. non fanno facilmente proprio perché anche lì c'è un parlato, cioè c'è le note basse, c'è le note poi molto gravi, c'è un'aria grande drammatica, estensione, con agilità anche. appunto. E Ci sono poche registrazioni della sì, Vestale, sì. infatti. Io In rete. avevo studiato sui dischi della Callas e gravi li facevo molto come li faceva lei. Però lei l'ha incisa in francese, In francese, sì. invece la la Callas l'ha fatta in italiano. in italiano, sì. Quindi questa è una delle poche registrazioni che almeno io ho trovato anche nel web ancora. Quindi la sua registrazione rimane tra gli annali, a parte la clemenza di Tito ugualmente, che ha vinto il famoso il premio premio del disco. Poi parliamo invece della seconda parte della sua vita. Dopo i 50 anni, cosa è successo? La voce è rimasta sempre lì? E che ho smesso di studiare, non mi interessava. Cosa è più. successo? E beh, sono diventata nonna. Ah, ecco, quindi ha smesso di studiare e quindi quando si smette di studiare la voce che succede? Non so, perché non ho più cantato. Ah, ecco, quindi non ci sono state più. Però ricordiamoci anche che c'è stato anche l'ultimo periodo con l'operetta. No, e poi l'ultima recita che ho fatto a Cagliari col Faust. Col Faust. Con il Sibel, che ha un'aria che fa il sì sopra, il sì, arriva al sì. Sì, naturale? Sì. Ma questa cosa, parliamo ancora del teatro, non era ancora il teatro lirico, ma era il teatro al conservatorio. In che anno? No, teatro lirico. È già il teatro lirico? Sì. E mi sembra che è stata proprio ho cantato proprio per l'inaugurazione del teatro lirico. E questa parte l'avevano data a una mia collega che ha una voce da contralto, una voce molto più importante della mia. E ha trovato ma il disco. Ah, abbiamo trovato. Eccolo qua, il premio. Fai vedere se. Eccolo qua. Ecco, va bene, è stato cancellato. Comunque, questo è il premio che le è stato dato per la. Potete sedersi qua, ecco. Eccolo qua. Questo è il premio che è stato dato Per Mozart. Per Mozart. Ma certo che sì. Eccolo qua. Eccolo qua. Ora si è cancellato tutto, tutti questi anni, dal 77, giusto? No, è che quella stanza è lo studio. Ah! E dovevamo costruire. Adesso il mio studio è tutto. Non c'è problema. Ma allora, lasciamolo qua. Un'altra cosa, stiamo parlando del periodo invece in cui, quindi Faust e poi c'è stata anche l'operetta. L'operetta è la prima cosa che ho fatto. Ah, ecco. E infatti parliamo anche dell'operetta, perché non può essere considerata la sorellastra dell'opera. Sì, infatti
ha avuto i critici, c'erano famosi critici per l'operetta, e avevano detto che non ero sprecata per fare l'operetta. Ecco qua. E da lì sono arrivate alle scritture. Questo critico mi aveva segnalato, non so perché. Ma che cosa... Grisette dame di Montmartre posson dir, c'est l'avenir, io so predir. O tal clientele vere, che sempre nel pensier, voi dovreste cambiare mestier. Segreti e trappole d'ognun scoprir, e frugacciare nell'avenir, scovar le tracce nascosi tesor, e quelle dell'amor. Spesso cuore picchi ansiose bocche chiedono la verità. Principi e plebe vengono qua, madame di te belle carte fa. Ma son chiuse bocche, cuore picche, lasciano da ogni par. Senza altra bega presto si spiega, basta far capo alla porta. Cosa ricordiamo dell'operetta? Quella più... Cincilla? Perché mai tu baciato all'oro, è bellissima. Poi li ho fatte quasi tutti, i Cincilla. Io di Parigi ancor non ho le usanze ben apprese, e le malizie ancor non so di questo bel paese. Io son montevedrina ancor, che ci volete far? Se fossi parigina allor mi saprei regolar. Già questo sappiamo, le vedo belle piacciono assai, ma se son ricche per color che a tutti piacciono molto piacciono. Ne sono contentor e vita vedova più amor, ma senza Ma ci sono i dischi. Ah, ci sono anche le incisioni Sì, naturalmente. la prima cosa che ho fatto è l'incisione dei dischi. E perciò che hanno detto è sprecata per l'operetta e mi hanno chiamato alla Decca, volevano intracciarmi. Quindi hai iniziato prima con la registrazione dell'operetta e poi dopo è arrivata l'opera. L'operetta mi è arrivata quando ho fatto la trasmissione televisiva Gran Premio. E la Rifireco mi ha chiamato assieme, ricordo che la Zanicchi è stata chiamata allo stesso periodo. Iva Zanicchi? Sì. Abbiamo fatto debutto assieme nella registrazione. Nella registrazione, quindi. Sì, io facevo l'operetta e lei faceva La moderna, musica leggera. Sì, sì, è venuta fuori anche lei dalla Rifireco. Poi questa Rifi deve essere fallita, perché non... Questo non lo so. Principi e plebe vengono qua, madame di te belle carte fa. Ma son chiuse bocche, cuore picche, lasciano da ogni par. Senza altra bega presto si spiega,
questa casa discografica. Dove stava? A Firenze? A Milano. A Milano. Cos'è quella? Ah, ecco qua. Poi ci sono tutte una sorta di riassunto del premio alla carriera che il Comune di Cagliari nel 2006 le ha dato finalmente un riconoscimento che anche la città di Cagliari ha dato. Ma ricordiamo infatti tutti gli allievi che hanno studiato con Maria Casula. Sì, quasi tutti. Quasi tutti? Eravamo 2 insegnanti, quindi, e sono entrati molti nel coro. Nel coro del teatro? E molti stanno facendo carriera. Quanti anni hai insegnato quindi al conservatorio? Fino ad andare in pensione. Ah, ok. Quindi nella seconda parte dopo la carriera oppure contemporaneamente riusciva a fare tutte le due cose? No, seconda parte, dopo la carriera. Dopo la carriera quindi è ritornata a Cagliari e si è dedicata all'insegnamento. Per buona volontà, no, perché aspettavo mio figlio. Ecco. E allora buona volontà che era un mio direttore, un direttore con cui avevo cantato molto. Giusto? Sì, era direttore del Conservatorio di Cagliari e mi aveva detto di fare domanda e mi ha fatto entrare. E quindi Poi ho fatto diversi progressi e sono entrata di loro perché mi avrebbero superato le persone che vincevano il concorso. ma c'erano i meriti artistici a livello internazionale, quindi per ma non bastavano i meriti. Chiara fama, chiaramente. No, contava molto la vincita del concorso. Ah, ok. Quindi diciamo che in questo caso, non essendoci stato un concorso, in ogni caso è stato riconosciuto il suo valore come insegnante. Sì, perché poi subito c'è stato il tenore che ha fatto subito, ha dato tutti i risultati. Giusy De Vino ha vinto il primo concorso appena si è diplomata. Come? Devo dire che aver dedicato questa scuola a Giusy è la cosa migliore, perché è l'esempio della persona che studia, ma studia veramente. Studiava 8 ore al giorno e studiava pianoforte, addirittura era contesa, il pianoforte era una delle prime. La stessa insegnante ha deciso che era più portata per il canto e ha rinunciato alla gioia di vederla realizzata nel pianoforte. Però lei amava tanto il canto e quindi studiava tantissimo
anche perché aveva una vocalità bassa, molto grave, e quindi ha acquistato tutta la gamma degli acuti e ci vuole tanto studio, e lei studiava tanto. Ne sono orgogliosa, proprio mi è stata regalata dal Signore per avere la gioia di tirarla fuori. Grazie. Come insegnante. No, come cantante. Ah, come cantante perché Sì, i risultati sono... allora, grazie. sì, Giusy De Vino ha vinto appunto Spoleto, giusto? Sì, Spoleto, e poi ha preso il via. E poi ha preso il Poi via. ha vinto anche il concorso Maria Callas, e da lì è iniziato, perché gli avevo consigliato di fare il flauto magico, perché bisognava portare solo il repertorio callasiano. E ho detto, porta anche questa, perché questa è la tua vocalità. Lei ha chiesto, e quando ha fatto questa è passata subito. Quindi ricordiamo la grandissima Giusy De Vino, È un elemento favoloso, non solo vocalmente. Lei si è costruita lo stesso a voce, perché è entrata come contralto. contralto, ugualmente stesso percorso, la piccolina, anche lei era la piccolina, quindi Giusy De Vino. Molto scuro, artificioso, tubato. E io per farla andare alla suonatura le facevo fare anche acuti e la voce era fissa, poverina, perché le corde vocali non erano allenate. E c'era, mi ricordo che si era lamentata di una collega che l'aveva fatta soffrire dando il suo giudizio. E questa collega me l'aveva presentata, ti faccio sentire un contralto meraviglioso. E quando l'ho chiamata per farla sentire, naturalmente aveva gli acuti ancora fissi, chiusi, era nel secondo anno, e è entrata in classe e l'ha sentita, l'ha riconosciuto che era il contralto che l'aveva sentita da contralto. E no, io le voci così non le posso sopportare, non è disgustata. Però questa cosa l'aveva battuta in modo particolare. Questa ragazza proprio peggio di me. Adesso ve lo faccio vedere, perché la cosa assurda è che lei aveva grande fiducia in me. Tante persone avevano tentato di portarla via, compresa la mia collega. Quindi diciamo che quanto incide la forza interiore? Quanto incide la forza interiore? La fiducia. È la fiducia. Anche se faceva, guarda Giusy, questi sono brutti suoni, ma devi farli, devi avere fiducia in quello che ti dico. Se non li fai, le corde vocali non lavorano. Se non pronunci, non fai lavorare le corde, e lei si è fidata? E lei si è fidata? Si è fidata perché anche Giusy ha sfruttato la tecnica. Sì, si è fidata di quello che le dicevo. E tanto che voleva, siccome ha fatto carriera molto contrariata, esatto. Aveva acquistato altro che non aveva cosa, poi aveva una tecnica favolosa. E gliel'ho fatta fare tutta alta. Lei ha avuto una tecnica diversa da tutte quante le altre, perché mi seguiva. Cioè lei è riuscita ad assorbire totalmente. Sì. Infatti diceva che da vecchia voleva fare il drammatico. Ecco. Perché sapeva forse come. Perché sapeva come poi avrebbe potuto sfruttare tutti questi insegnamenti. Sì, poi si sentiva drammatica. Si sentiva drammatica interiormente. La tecnica lei su. Quindi è molto importante la tecnica oggi. La tecnica è tutto. Fatta di milioni di sfaccettature di posizioni. E infatti le persone che dicono si canta così, esaltano la loro tecnica, sono superbe. Io se sento una ragazza che canta diversamente da come penso, però canta bene, perché dico brava la tua insegnante. Perché è assurdo, ci sono pure la voce, la parola stessa è fatta da milioni di colori, di sfaccettature di colori. Quindi è affascinante la tecnica. Il canto è la più ricca che ci sia, è la più naturale. Il canto è terapia secondo lei? Sì.
quanto il canto è consolatorio, è terapia, quanto lo è stato. Per me, E non solo artisticamente. per me è sempre stato terapeutico. Sì, io quando ero triste e delusa mi mettevo a cantare. E quando ti dicono canta che ti passa, è vero. È vero? E poi se si tratta di studiare posizioni, sei concentrata e ti stacchi da tutti i problemi. E la cantante poi c'ha tante sorprese, per esempio una volta ero stata scritturata alla Scala era. Che ruolo? Era un ruolo che faceva un soprano leggero, forse l'amore era un'opera della Scala, che era fatta alla Scala. È andata da nube, No, non c'è problema. E cosa c'è stata una cosa particolare per questo ruolo? Quindi c'era uno studio interiore? Era che il direttore d'orchestra voleva questa cantante. Allora la Scala aveva detto che questo ruolo lui non lo pensava di fare un mezzosoprano, che voleva un soprano leggero. E quindi ha chiamato la Guglielmi era. Eravamo tutte e due scritturate nello stesso ruolo, però io dovevo fare le prime e lei la seconda, e poi il direttore ha voluto tutte le prime fatte solo la voce del soprano leggero, che poi insomma... Quindi lei a questo punto non è stata più... ha fatto giusto qualche recita? No, mi hanno proposto per un ruolo l'anno successivo. Ok. Mi hanno offerto un ruolo. E questa cosa l'ha rattristata? Sì, questa perché... competizione l'ha delusa? Che sensazione c'è stato lì in questa fase di... La prima scoperta degli appoggi. Ecco. Ho incassato. Hai incassato il colpo? Certo, no, anzi mi ha rinforzato. Ah, ecco. E io ho detto chiaramente al direttore della Scala, dice, ma come? Voi mi avete scritturato per fare una cosa originale, come Rossini l'aveva concepita. Rossini l'ha concepita, fatta da mezzosoprano. E poi mi togliete, ma il direttore d'orchestra che dice che questo ruolo lo vuole. Quindi una delle prime delusioni. Sì. E poi alla Scala, insomma, io speravo di farla. Di fare una carriera, si immaginava? Quel debutto importante, quindi... Vabbè, non mi aveva fatto neanche provare, ricordo questo direttore, che era fissato con questo soprano. Va bene, ma tanto non fa nulla, vero? Come abbiamo affrontato quella delusione? Il giorno dopo... Già scordato, avanti. Cioè, se non avessi avuto questo carattere non avrei resistito. Quindi... Perché poi io andavo spesso senza gente che mi proteggesse, capito? Perché quella gente già famosa aveva già combinato danni, quindi bisognava essere corazzati doppiamente, 2 volte bisognava essere corazzati. Quella che mi sostituiva era brava, era una delle migliori mezzosoprano rossiniane. Bene. Forse quella aveva quotazione molto alta in quel periodo, e la gente aveva interesse a farla cantare. Quindi dietro c'era un interesse economico. Io ero impegnata e lei era libera. Certo. Non voglio pensare sempre a No, ma no, assolutamente. Quindi operetta, discografia sull'operetta, poi opera. Chissà se esistono ancora le... Sì, ci sono in rete, sono state messe, ci sono le registrazioni, sì, e ci sono anche, soprattutto quella più importante, ricordiamo, la Clemenza di Tito, che rimane tra le migliori. Mi piace più la Vestale. Le piace di più la Vestale tra le due cose? Tra la Vestale e la... Le 2 aree, c'è quella più difficile che ha l'agilità. Sì. Mi piace musicalmente, bellissima quella lenta, tu in poco. E non lume tutelare, quindi più breve, ma tra le due... Ma non so, sono tutte e due belle. Si vede che la sentivo molto. Questa deve essere candida poi. Non fa niente, questo pezzo lo tagliamo, vero?
Diciamo, allora, parliamo quindi tra carriera artistica e poi la carriera da insegnante di conservatorio. I suoi allievi, abbiamo detto della grandissima Giusy De Vino, che ricordiamo grandissimo talento alla Scala, ricordata appunto per aver esordito giovanissimo lo stesso con Riccardo Muti, Sì, che l'ha voluta sì, per la Traviata. per la Traviata Perché in c'era Scala. io quando la chiamano, ero a casa loro. Davvero? E ci l'ha chiamato, era felicissima. Meraviglioso, No, una anche- grande soddisfazione Ma questa. mi sembra che lei avesse rifiutato. E questo non lo sappiamo. Però in ogni caso una grande soddisfazione. Sì, sì, certo. No, poi ha cantato alla Scala. Sì, 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 sì. E tante altre cose naturalmente. Però prettamente Certo che Verdiane. Giusy, l'evoluzione che ha avuto, ma era sorprendente, una persona studiosa. Mi ricordo che Elena Leda dice, ma insomma, questa Giusy, si può studiare 8 ore al giorno, si deve anche vivere. Ecco. Dice, grazie, lei ha studiato però poi ha avuto risultati. Poi dopo, certo. Era molto studiosa, e poi una persona rispettosa, molto. Riconoscente, tutti ogni Generosa quindi come sì, persona. ogni critica La lasciava riconosceva scivolare. i miei meriti, no? Di solito gli allievi riconoscono poco, è tutto merito loro. Questi allievi sono stati un po' birichini, vero? No, No, ma Giusy soprattutto, ma No. ricordiamo anche, anche Elena No. Leda è stata, Elena Leda Leda, non mi vogliono e Simonetta bene, Soro, qua Poi c'è stato questo un tenore incontro. drammatico, quello di Decimo, come si chiama? Ivano Lecca. Ricordiamo che Però non so se il nome artistico è Costantino. no, è Ivano Lecca, lo ricordiamo e lo salutiamo, anche Ivano che adesso abita a Roma. Sì. Eh. No, penso che sia tornato a Decimo. Questo non lo so, ma io ci ho cantato l'anno scorso e quindi Ivano Lecca adesso abita a Roma. Ma dovrebbe essere già in pensione. Sì, è appena andato in pensione, lui ha cantato nell'Accademia di Santa Cecilia, sì, nel coro dell'Accademia di Santa Cecilia, quindi si è appena... Con lui ha avuto un po' di... non mi ha riconosciuto subito. Ah, è Perché stato quando- difficile con lui sì, perché- rapportarsi? Perché ha vinto il primo concorso a Spoleto e altri insegnanti gli hanno detto che era tenore, che non era tenore drammatico. Ah, E gli hanno detto, infatti è tornato senza voce, l'entusiasmo che avevano a sentirlo è finito subito. E lui ci ha creduto. E dice, di me non sapeva niente della carriera che avessi fatto. No? Mi considerava l'ultima arrivata. Poi non sapeva più come. poi vi siete ripresi, quindi È stato carinissimo. è stato carinissimo, quindi Sì. diciamo che da questo allontanamento invece poi dopo c'è stato questo avvicinamento, Sì, il riconoscimento della... perché molte volte... Perché lui sentiva, si è lasciato influenzare dagli altri insegnanti. soprattutto. E questo appoggio così era sforzare la voce contro natura. E contro natura finché diventa poi naturale. E quindi pensava che gli avessi rovinato la voce, volessi farle fare il genere drammatico per forza. Invece lui c'è è uno entrato, studio quando ha dopo. fatto l'audizione, è entrato che sembrava un marito, no? Io ho secondato la sua natura. Però gli insegnanti non sanno come fare per fare cattiveria agli altri colleghi. Queste cose qua infatti- sono brutte. sono Che brutte. cosa si crea all'interno della dinamica tra allievo E e che- insegnante, là dove si insinua... Fanno così perché si allontanano gli allievi. Ricordo che la mia classe era sempre piena di auditori, perché molti ascoltavano, quindi era pieno di più di... La classe era piena di... C'era un bel pubblico che Sì, ascoltava le lezioni sì, sì. di Maria Casula. Certo. Ascoltavano le lezioni e imparavano naturalmente. Magari qualche allieva non veniva, Ah. veniva alle sue lezioni
non interessavano gli altri, perché gli altri non è che io ho insegnato a tutti nella stessa maniera. Se a Giuseppe Di Rubino avessi insegnato ad affondare, non avrebbe mai... Quindi le lezioni erano personalizzate. Regolate in base alla voce. Se una voce ti fa i suoni di petto già di natura, si deve indirizzare da mezzo, non da soprano. Quindi anche questa cosa qua magari è stata mal interpretata. No, Cioè no. l'auditore No, magari non... No, molti insegnanti non la pensano nella stessa maniera. Ecco. E poi a un certo punto si vedono allontanare gli alunni dalla classe e un po' di invidia. E lo interpretano come questa concorrenza. Sì. E qui sbagliano anche Queste dinamiche tra colleghi, chiaramente sono anche le persone che divisive, no? No, che creano dei divi. Ah, il mito, per creare il mito della classe piena, piena di allievi uditori, giusto? E quindi si crea dell'inimicizia. Queste cose non vanno bene, assolutamente. No, infatti, la mia classe era favolosa anche perché si volevano bene tutti qua. Bella, quanto è importante invece fare gruppo, stare tutti insieme, brava, incoraggiare il proprio collega. Sì. E lì devo dare un altro elogio a Giusy, perché Giusy da contralto a soprano Ha fatto un bel percorso. I suoni venivano fissi. E le amiche anziché incoraggiarla, ma sono fissi questi suoni. Anche Ivano, che era fidanzato con lei, c'era un flirt. Non lo diciamo. Ma erano giovanissimi. Sì. E quindi anche Ivano, Ivano aveva una voce Una bella voce. naturale, bella. E diceva perché non fai così? Ma perché? Cioè, la metteva in crisi. Io mi scocciavo molto per questo, perché poi l'hanno capito tutti, si sono comportati in maniera... Poi hanno capito, bisognava avere un pochino più di poi fiducia. tutte voci diverse, che in qualche senso... Ma il mondo è bello perché è vario, no? Certo. Se no, se No, e fossimo poi- tutti uguali. Pensa alla tua voce, che ognuno di voi ne ha bisogno. Perché certe persone, Giusy era sensibile e aveva sofferto per queste critiche. Per tutte queste Poi critiche a che certo punto- arrivavano, quindi. Amici, colleghe, una di queste è anche Elena. Ah, ecco. Quindi molte cose chiaramente Giusy vanno. perciò dico, è stata la più fedele, ha avuto tanta di quella fiducia in me. Che c'è Incondizionata, una fiducia incondizionata. Sono felice di averla avuta come allieva. Assolutamente. E sono felice che non avesse la voce naturale. Come quelli che hanno la voce naturale sono tutto mi. E poi calavano la testa quando si accorgevano che tutto mi non esisteva nel canto. Bisogna avere molta umiltà, quanto incide? Sì, perché Tantissima. non si sa mai abbastanza, perché la musica è varia, non tutta la musica si canta nello stesso modo. C'è il repertorio moderno che per esempio necessita di suoni brutti. Lo dobbiamo dire. Sono i brutti, certo, che però servono anche quelli, sono propedeutici. Perché creano l'effetto creano il personaggio che si richiede di... Che cosa c'è? Facciamo una pausa con un bicchiere d'acqua? Non sono abituata No. a parlare. No, non c'è problema. Sì, La sto facendo parlare tanto oggi, No, mia cognata mi rimprovera che sto a casa. Vedi, Virginia, non ti sembra, oggi ti sento la voce più chiara. Ecco, perché oggi stiamo raccontando una super carriera in un'ora di intervista. Ma insomma. Quindi dobbiamo anche devo cercare di cogliere le cose più importanti, Certo.
le note del cuore, spero che sì. si sente quello che ti Le emozioni, lo spirito, la spiritualità, parliamo di spiritualità. Ah, di quello non ne posso parlare. Non ne parliamo perché poi... Perché mio figlio... No, che c'è? Ma la spiritualità fa parte di noi, ognuno la la... testa acqua da piccola. No, adesso vero. non ne vuole più sentire No, parlare. però possiamo dire che... No, io grazie. Quanto ha inciso? Però quanto Io è ho stato avuto importante per Maria Per Casula? me è stato tutto. Però ognuno Perché ho vive la avuto sua dei spiritualità. fenomeni, paranormali che riguardavano la mia famiglia, infatti tutti si sono spaventati. Però non voglio parlare. No, non ne parliamo. Si è registrato Però messaggio diciamo solamente che questi la messaggi sua... mi hanno incuriosito, ho cominciato a leggere la Bibbia e la Bibbia è stata sempre la strada per me. Lei, Ogni cosa che mi succedeva, lei la trovava scritta lì aprivo la Bibbia e trovava. la Quando è risposta- stata questa esplosione? Quando è che c'è stata questa rivelazione per lei? Era già iniziata, era già No, stata no. intrapresa la carriera oppure no, era all'inizio. all'inizio? Quindi c'era una grande, ma questa è una sua spiritualità interiore che ha vissuto interiormente da sola, quindi l'ha condivisa con se stessa naturalmente, che è servita Io per... all'inizio ho cercato di comunicarla, ma No, era meglio di no, quindi l'ha tenuta tutta per sé naturalmente, però questo le ha dato forza per superare Certo. tante... io ho grande fiducia in Cristo. Nella parola quindi di Gesù, Nella parola e nella nel testimonianza, suo aiuto. nel suo aiuto. Io non ho visitato un medico, perché per me il medico era Gesù. La sua alimentazione però anche, il suo sì, stile sì. di vita. Io ho seguito l'istinto, basta. Oh, vabbè, quindi in ogni caso la parola nella Bibbia è stata importantissima. Sì, io per esempio, prima se perdevo una moneta o una cosa a cui tenevo, ne facevo una malattia. Poi leggendo la Bibbia. Si è liberata di tutto ciò che era materiale. Sì. Non solo questo. C'è una frase della Bibbia. Insomma, se ti rubano il mantello dai pure gli stivali, cioè, Un po' da San Francesco, un po' da... no, questo è la Bibbia. Si è liberata però anche di tutto ciò che poteva essere materiale, Sì, questo sì. dei soldi. I soldi quanto possono sostituire la ricchezza. Questo non posso parlare. Ah, no, perché questo non ne mio figlio parliamo. me lo rinfacciamo, che se al posto mio sarebbe il milionario. Però alla Perché fine io sì, c'era un momento che la ricchezza, alla veniva fine, un povero e non aveva niente e io gli davo quello la che generosità, Mano vabbè. destra, una delle prende la sinistra. A me è successa una cosa, anche sarà una combinazione. Mhm. Una persona che era andata in chiesa e non c'aveva neanche una lira Mhm. mi ha chiesto di morire. Io ho detto, ho parlato con Dio, Si è connessa con l'alto, con io c'ho con l'altissimo. ho solo questi, che li do, e poi ci pensi tu perché io non c'ho niente. Sono tornata a casa, dopo pochi minuti ha bussato alla porta Questa persona? una mia vecchia alunna che mi portava più del doppio di quello che aveva Ah, dato, ecco. di una lezione che mi doveva. Ecco, Non quindi mi è ricordavo. stata... Centuplicata l'elemosina. E lì è Ma il stata- fatto che Volato da te, no? eh? Niente. Quindi questa cosa qua, quando si dice la provvidenza arriva sempre. Che no, se tu dai viene centuplicato. Mm. Devi quando hai di che mangiare e di che dormire, questo è sufficiente. Ecco, quindi l'importante... Io non ho avuto fai l'entusiasmo di avere una grande cosa, di avere, come c'erano i due tenori che si
provocavano con le macchine. Ecco, si comprava la macchina più bella. Poi c'è stato un altro tenore che ha messo la pelliccia di Diviso- leopardo nella macchina per far vedere che La sua ricchezza, per ostentare ricchezza, quindi non è mai interessato a ostentare ricchezza, né tantomeno accumulare ricchezze, No, io non, probabilmente. guardi, sono stata chiamata in Russia, no, non mi ricordo, comunque a sostituire una persona all'ultimo momento. Avrei potuto mettere qualsiasi cifra Nella perché segna. salvavo lo spettacolo. Certo. Sono andata al di sotto del mio cachet quella volta. Ho sbagliato. Si è mai pentita di questa scelta? Beh, di questa sì, perché loro avrebbero dovuto dare loro di più. Russi. Ma- Non abbassare. Ma chi è che l'ha voluta abbassare questa cifra? Il direttore. Loro l'hanno abbassata? No, non possiamo più di tanto. Ah, E io hanno anche... credevo, Lei ha creduto nella... Sì, quindi ha abbassato il suo sì, avevo cachet. Ma Ma vabbè, non fa nulla. D'altronde tutto torna. tutto torna, è vero che tutto torna, perché comunque io la vedo in salute, le è tornato tutto in salute, tutta questa Questo generosità, comunque grazie al cielo io la trovo benissimo, è in perfetta forma, Insomma, fa bene comunque. adesso sto prendendo le medicine. Mannaggia, quelle famose sono... Ah, dunque, mi dica quella medicina che c'è. Poi lo vediamo dopo. L'integratore, io vado per l'integratore. io vado per integratori perché le medicine magari no, cerchiamo prima di arrivare con gli integratori, poi dopo, vero? Sì. Concludiamo la nostra conversazione con un ultimo auspicio invece. Che cosa si augura, che cosa possiamo dire ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere questo bellissimo percorso artistico? Che cosa bisogna fare prima di tutto? Prima di studiare, ci sono anche altre cose collaterali che bisogna curare, non solo lo studio, l'abnegazione, il senso di abnegazione, perché molte volte non viene capito. La carriera arriva, perché io non avevo voluto fare la cantante. se deve arrivare la carriera, arriva. Oh. Io volevo sposarmi e avere 10 figli. E addirittura. Invece non mi sono potuta neanche fidanzare col canto, perché si sta una volta, massimo 10 giorni in un posto. E si frequentano le persone e basta. Poi si Poi vai impegnati via. tutto il giorno a provare. Una scrittura di 10 giorni, montare uno spettacolo bisogna provare. Quindi, E quindi- questo senso di abnegazione verso il teatro c'è, alla fine ti sposi più col teatro, non con... certo. Beh, è difficile poter fare una famiglia, Certo. costruire una A meno famiglia che sia stabile. un cantante, ti innamori di un cantante come Un collega, ecco. Rosy Lemeni e la famosa soprano, la Tebaldi. Loro sono sposati e facevano anche spesso assieme. No, ricordiamoci che quella è Virginia Virginia Zeani, perché La la Tebaldi Tebaldi non si è sposata, è fidanzata, la- ma lei si è sposata col palcoscenico, lo dice sempre nelle sue interviste. Invece la signora Virginia Zeani La Zeani si è sposata. si è sposata con La un Tebaldi era con Signorina. ma era filava con Rosellini. Poi vabbè. Comunque non ha avuto figli, in ogni caso ha fatto una grandissima carriera Sì. con antagonista, chiamavano così, con la Callas, l'hanno voluta. Sì, sì. Allora, un ultimo augurio, che cosa ci possiamo dire? Come possiamo salutare il pubblico che ascolterà questa intervista? Cosa possiamo augurare se per il vogliono- teatro e per I l'opera? ragazzi dico, se vogliono fare i cantanti, si preparino a studiare tanto, perché non si sa mai abbastanza. Perché ogni opera ha i suoi problemi, ogni opera c'ha la Bisogna sua- essere disposti a sacrificarsi, questo E bisogna perché dire. bisogna studiare il personaggio, la recitazione, il modo di porgere. Quindi se uno vuole fare il cantante deve abituarsi all'idea di dover studiare tanto e di più di tanto. Adesso però c'è anche un problema, vabbè, negli ultimi tempi sono stati inseriti anche i microfoni nei teatri,
Purtroppo anche questo è Ma anche la frutto della voce tecnologia. è falsata. Sì, purtroppo c'è questa ultima La voce cosa. naturale La tecnologia è entrata anche nei teatri, Beh, ma così come alla- l'autotune è entrato nella musica leggera, quindi c'è stato questa... Però c'è il vantaggio che della potenza della voce. Uno senza microfono deve avere più sostegno. Dice un piccolo aiutino, in teatro qualche aiutino mettono, non sono microfoni Sì. molto forti, chiaramente Sono dei microfoni che non piccoli, falsano. no, non ve ne falsate la voce, però c'è sempre un piccolo sostegno, chiamiamolo così, anche perché c'è l'orchestra, però chiaramente le acustiche non sono più in purezza come lo erano, chiamiamolo forse ai suoi tempi. Sì, sì, sì. Sicuramente i suoni di armonici arrivavano fino all'ultima fila. Beh, all'aperto c'è sempre stato il microfono, però. All'aperto sì, in aggiunta, chiaramente mi sembra giù. Lei ha mai cantato all'aperto? All'Arena di Verona. Ah, ecco, La all'Arena di parte Verona. da ragazzo, la voce, ma c'era un'aria bassa. Ecco. E mi ricordo che la Barbieri, che faceva un ruolo di fianco, un ruolo non importante da contralto, dice: piccolina, ma perché canti questi suoni di petto? Senti me! Senti me! Un suono di petto enorme. La Barbieri Lei era un super suono di petto, anche se nelle sue interviste diceva bravissima. assolutamente. Ma si vede che era voce naturale, non Sì. si rendeva conto. Era una super voce, era talmente naturale. Va bene, allora ci salutiamo, grazie per averci ascoltato, Mi per dispiace un che- altro gioiello di Sardegna, perché Maria Casula è un gioiello di Sardegna, secondo sì, me sì, e sì. anche secondo gli amici che ci ascolteranno. Grazie davvero per averci ospitato Dai, figurati. e speriamo di poterci incontrare magari tra qualche mese o l'anno prossimo e facciamo così un'altra chiacchierata. Va bene, molto piacere di averti conosciuta. Grazie, E saluta tanto Cinzia. senz'altro. La prossima volta venite con Cinzia. Assolutamente. Arrivederci, buona giornata a tutti.